In Ucraina l'aggressione russa non si ferma, la diplomazia è impegnata per garantire almeno un primo cessate il fuoco. Le ripercussioni del conflitto sulla nostra agricoltura, sulla zootecnia e sull'approvvigionamento di cibo. Base Tuono in Trentino, una base missilistica dell'aeronautica, è stata trasformata in un museo della guerra fredda. Novi Sad in Serbia, quest'anno una delle capitali europee della cultura, lancia un appello per la pace. La questione casa in Albania, tra abusivismo, necessità e il bisogno di una crescita più ordinata delle città. La guerra di Putin contro l'Ucraina continua, l'armata russa avanza sia a sud per conquistare la costa del Mar Nero, sia a nord dove l'obiettivo è la capitale Kiev. Le diplomazie stanno trattando per arrivare ad un primo cessate il fuoco. Il presidente Zelensky si è detto disposto a rinunciare all'ingresso dell'Ucraina nella NATO, ma questo al Cremlino non basta. Quali sono però i obiettivi di Putin? Avere e mantenere un certo tipo di controllo sull'Ucraina, un controllo politico, un controllo militare e che influenzi le scelte in politica interna e in politica estera dell'Ucraina, quindi ovviamente non NATO e così via. L'idea del Cremlino all'inizio era quella di probabilmente di vedere disgregarsi l'esercito ucraino e il governo cadere nel breve termine e quindi l'instaurazione di un governo amichevole che possa in un certo senso aiutare il Cremlino a raggiungere questo obiettivo finale. Questo non è più la realtà e quindi dal punto di vista tattico anche le strategie del Cremlino stanno cambiando, tanto che non si parla più di cambio regime, ad esempio. L'aggressione russa sembra avere consolidato un'identità nazionale ucraina che prima era divisa. In Ucraina molti chiamano questa come la vera guerra per l'indipendenza del paese. Ovviamente un conflitto del genere ha avuto lo strumento di collante, no? della società. Se guardiamo anche all'identità e alla cultura dell'Ucraina, il paese è stato in verità sempre abbastanza omogeneo, almeno per 2/3. Quello che faceva la differenza è le attitudini politiche di parte della popolazione che creavano questa immagine di divisione di un paese a metà tra filorussi e filo-occidentali. Ci sono margini per una trattativa di pace. In questo momento il presidente Zelensky cosa potrebbe accettare senza firmare una capitolazione? Non c'è stato il fuoco nell'immediato che possa aiutare la diplomazia a parlare e continuare a parlare e a risolvere la crisi umanitaria in alcune città come Mariupol e Kharkiv. Da un punto di vista lungo-temporale è difficile che nella situazione attuale Zelensky possa accettare il negoziato secondo il punto di partenza voluto dal Cremlino, cioè quello del riconoscimento delle repubbliche del Donbass e della Crimea da parte dell'Ucraina. Molti governi occidentali sperano che la guerra in Ucraina, i soldati morti, le perdite economiche portino ad una svolta politica in Russia. È credibile la prospettiva di un'opposizione interna russa efficace contro Putin? Questo è un po' l'obiettivo delle sanzioni, no? Quello di colpire l'economia per limitare le capacità economiche da spendere in guerra fondamentalmente, ma anche quello per colpire le tasche della popolazione e quindi sperare e provocare un'opposizione efficace. In verità in Russia il contesto è molto più complesso. Assistiamo oggi ad esempio a quello che possiamo definire un consolidamento difensivo, cioè anche la parte della popolazione che non è apertamente in favore della guerra ma che non protesta in un certo senso. E soprattutto per un'opposizione efficace serve una struttura organizzativa che negli ultimi anni è stata chiaramente smantellata dall'uso coercitivo da parte del regime, quindi è difficile prevedere un'opposizione efficace e organizzata a questa guerra. Ha creato sensazione l'azione della giornalista Marina Ovsyannikov che durante il principale telegiornale russo ha mostrato un cartello contro la guerra in Ucraina. Nei palazzi del potere di Mosca invece sono più preoccupati per la petizione contro la guerra di Putin firmata da migliaia di studenti e docenti dell'Università Lomonosov, la più prestigiosa e antica istituzione accademica russa.
Da Genova a Trieste, da Ancona a Napoli, i traffici navali sono messi a dura prova dalla guerra. C'è carenza di grano tenero, mais e semi di girasole. Secondo Italmopa, l'associazione industriale dei mugnai, l'Italia importava fino a prima della guerra il 5% di grano tenero da Ucraina e Russia insieme, il 30% dall'Ungheria che però, a causa del conflitto, ha bloccato le esportazioni. Nel porto di Bari, da sempre principale punto di approdo di grosse navi cariche di queste materie prime, il piatto delle imprese di movimentazione merci piange. Stesso periodo dell'anno probabilmente c'erano 4 navi che scaricavano contemporaneamente cereale destinato all'industria molitoria e prodotti per la zootecnia. Meno occupazione, meno lavoro e tradotto chiaramente in fattori economici diventa un onere per le imprese dover sopportare il costo personale e quelli che sono i costi fissi. Potremmo resistere ancora 6 mesi se dovesse perdurare la guerra. Dai Balcani cala invece il traffico di altre merci, da un po' di tempo a questa parte spedite con i container, mentre i camionisti, per il costo elevato dei carburanti, raggiungevano i porti in aereo o in traghetto. Camionisti che vengono da Bulgaria, Romania, Turchia, Albania, Grecia potrebbero decidere di non fare più certe tratte e noi che scarichiamo lì sì che potremmo avere un calo. I lavoratori portuali temono per il futuro. Considerando questa guerra qui in corso è normale, tutti abbiamo paura, quindi ci sono soltanto incertezze. Tutti i materiali si sono fermati per paura anche degli armatori, mandare le navi un po' ovunque. I risultati negativi sicuramente li avremo a breve. Prima il Covid, ora la guerra, con tutte le incognite legate alla durata incerta del conflitto. Il rischio è altissimo perché noi soddisfacciamo le imprese. Purtroppo se le imprese non hanno il lavoro, noi di conseguenza ne patiamo. Fuori dai porti la situazione non cambia, negli allevamenti si fa drammatica. Io consumo circa 280-300 quintali di miscele di prodotti di materie prime al mese. Adesso qui nel mio silos ne ho ancora per 15 giorni, dopodiché il mio mangimista non garantisce la nuova fornitura. Si guarda ora ai traffici dall'Asia, ma soprattutto dall'America per sopperire alla carenza di materie prime. Una nave con grano dall'America impiegherebbe però 2 mesi per arrivare e i costi inevitabilmente salirebbero. Già ora il grano tenero è alle stelle, come confermano i produttori di farina per pastifici, tarallifici, pasticcerie. È una situazione effettivamente molto difficoltosa, cioè lavorare con un aumento incontrollabile di circa il 50% del grano è veramente difficile. Tant'è vero che le quotazioni che 20 giorni fa erano di 310 euro a tonnellata metrica, oggi sono passate a 460 euro a tonnellata metrica. Abbiamo autonomie di grano fino al 20 aprile circa. Dopodiché sarà effettivamente un problema piuttosto serio perché c'è carenza di frumento sul mercato. A tutto questo si aggiunge il costo quintuplicato dell'energia. Per gli operatori non c'è alcuna speculazione, ma crisi vera. Ombre del passato che ritornano tra la paura del nucleare e le sirene antiaeree che suonano nelle città europee. Nessun posto in Italia come base tuono. Folgaria nel silenzio dei boschi trentini rievoca meglio una pagina di storia che pensavamo voltata per sempre. Maurizio Struffi, il curatore di questa base NATO dismessa nel 1978 e trasformata in un museo, è anche un esperto di guerra fredda. Questi missili erano dei missili intercettori antiaerei. Era sostanzialmente una grande e potentissima antiaerea. Questi erano funzionali a respingere, a distruggere eventuali bombardieri. Basi come questa di Folgaria ce n'erano 12 nel nord Italia e 106 in tutta Europa. Incredibile come un posto così, che è un museo oggi, torni in un certo senso di attualità.
Sì, purtroppo torna d'attualità perché testimonia una contrapposizione che ha molte dure analogie con il passato, e torna d'attualità questo posto anche perché è l'unico che c'è in Europa che richiama quel periodo storico. Una struttura imponente, ormai obsoleta e per questo smantellata. I missili Nike Hercules avrebbero dovuto proteggere l'Europa occidentale da un ipotetico attacco con bombardieri d'alta quota da parte del Patto di Varsavia attraverso un complesso sistema di radar centrali. Qui ci troviamo nell'area di lancio, che cos'era? L'area di lancio, ovvero la posizione geografica dove stavano i missili, che non potevano essere vicini ai radar che avrebbero cercato il nemico e guidato il missile sul bersaglio, proprio per questioni di velocità del missile e di lentezza degli apparati radar, che sono strumenti meccanici. E questo pannello di controllo? Questo è l'apparato che permetteva, dopo l'allarme, di preparare i missili sulle rampe, in sostanza di dare alle rampe di lancio, ai lanciatori, la corrente elettrica che permetteva il lancio e poi il distacco dal primo e dal secondo stadio. E questo è un bunker di questi tempi, diciamo, fa una certa impressione. Sì, purtroppo è un richiamo a un vecchio tempo che si sperava di non vivere più. È un bunker di lancio dove proprio i militari si chiudevano, porte blindate, muri di cemento armato, metri di terra sopra per evitare di conseguenze di un'eventuale bomba che fosse caduta, dove si preparavano, collegati naturalmente con la zona dei radar, si preparavano anch'essi al lancio. La base faceva parte del sistema di difesa terraria dell'aeronautica militare nell'ambito della NATO. Tutta la tecnologia è di origine USA, fino all'ultima vite, come dice Struffi. A operare però erano gli italiani. Questo è il carro elettronico che era a distanza dall'area di lancio. Sì, questo era il carro comando di tutto l'apparato di individuazione, di ricerca e di individuazione del nemico, dell'eventuale nemico, e il carro da cui si dava l'ordine di lancio. Sarebbe stato impartito da qui l'ordine di lancio del missile, quando questi pannelli mostravano tramite i pennini mossi dal computer la quota del bersaglio degli aerei nemici e la traiettoria. E si dava il via al lancio. E si dava l'ordine di lancio. L'ordine di lancio veniva impartito sollevando questo cappuccio di protezione e premendo questo pulsante Fire. Sembra passata un'epoca, ma Base Tuono in questo nuovo scontro tra l'Occidente e la Russia assume un aspetto inquietante, proprio come la bandiera pace che garrisce, ormai sfilacciata. Ci ha lasciato Sergio Canciani, aveva 76 anni, per noi è stato un maestro. Canciani ha iniziato la sua carriera nella sede della Rai di Trieste, prima nella redazione slovena, poi in quella italiana. Negli anni '80 iniziarono le sue corrispondenze dall'Europa dell'Est. La morte di Tito, la rivoluzione in Romania, le guerre jugoslave. Dalla fine degli anni 90 fino alla pensione nel 2011 è stato corrispondente della Rai da Mosca. Ci mancheranno la sua intelligenza, il suo senso dell'umorismo e il suo sorriso. Ed è tutto da Mosca. Le ruspe arrivano la mattina presto e i residenti devono uscire. Manifestazioni di protesta e scontri con la polizia sono frequenti a Tirana da quando è partito il piano di demolizione di abitazioni considerate abusive o danneggiate dal terremoto, con l'obiettivo di costruire quartieri residenziali di moderna concezione e consegnare ai residenti nuovi appartamenti oltre alle infrastrutture previste dal nuovo piano regolatore della città. Alcuni residenti hanno accettato lo scambio, altri no, e tentano, spesso invano, di regolarizzare le case in cui hanno vissuto 20 anni, costruite senza regolari permessi negli anni 90 in assenza di una amministrazione pubblica funzionante dopo il crollo del regime comunista. Anche nei villaggi della provincia le case crollate, in questo caso per il terremoto, sono state edificate poco distante dal precedente centro abitato. All'Aci la ricostruzione è stata interamente finanziata dalla Turchia e le case inaugurate dal premier Erdogan durante la sua ultima visita in Albania. Tuttavia, a Tirana sono feroci le critiche di intellettuali, architetti, associazioni civiche e studentesche. Si contestano la modalità degli sfratti e la pianificazione urbanistica che sta modificando la geometria della capitale albanese. Hanno distrutto il paese, hanno distrutto il patrimonio storico, hanno distrutto anche la qualità della vita. Se vedi metaforicamente, vedrai i 4 periodi di Tirana. La moschea, che è rimasta lì, solo la moschea. Poi vedi costruzioni italiane, i ministeri,
poi vedrai i comunisti, Palazzo di Cultura e il museo, e poi vedi questi. I grattacieli, torri alte fino a 40 piani, in costruzione con particolare intensità da 5 o 6 anni, sono concentrate prevalentemente nel centro della città. Se incrociamo i dati, notiamo che il volume d'affari del settore edilizio non corrisponde al potere d'acquisto della popolazione. Questi appartamenti costano mediamente 4.000 euro al metro quadro. È incompatibile con l'economia reale. 2 sono le domande: da dove viene il denaro e chi comprerà queste case? Ci sono molte inchieste internazionali che dimostrano come, da quando l'Albania si è imposta nel traffico internazionale di droga, grandi flussi di denaro rientrano nel paese attraverso l'industria delle costruzioni. Le imprese che costruiscono sono imprese che hanno, se guardi la loro storia, avevano un capitale minimo, che non possono mai costruire grattacieli come quelli. Quindi questo in Albania lo sanno tutti. Purtroppo c'è anche una convivenza, perché la gente capisce intuitivamente che senza quei soldi non può sopravvivere, perché sono quelli soldi che... E questa è l'economia albanese. Qui negli ultimi 6-7 anni la popolazione è diminuita. Ufficialmente circa 600.000 persone sono emigrate all'estero. Abbiamo circa 100.000 appartamenti vuoti. Allora, perché stanno costruendo questi enormi grattacieli? Per chi? Why? For whom? ...4.000 artisti, 1.500 eventi, è ricco il programma di Novi Sad, capitale europea della cultura 2022. Il capoluogo della Vojvodina ripercorre l'eredità multiculturale asburgica, la tradizione serba, offre al visitatore atmosfere da fiaba, sprigionate dalla fortezza di Petrovaradin, una delle meglio conservate d'Europa, bastione anti-ottomano dominato dall'orologio ubriaco, che con la lancetta più lunga indica le ore con la più corta i minuti. Per i pescatori che la cercavano dal Danubio era più semplice così. Proprio il Danubio e i suoi ponti, ricostruiti dopo i bombardamenti NATO del 99, sono il simbolo scelto da Novi Sad. Per nuovi ponti sarà infatti il tema portante per tutto il programma del 2022. Si comincia dalla Pinacoteca Matica Srpska. Qui i ponti rappresentati sono quelli costruiti nelle migrazioni. Abbiamo voluto affrontare il tema delle migrazioni attraverso la rappresentazione che ne danno le arti figurative dal XVI al XXI secolo. La mostra è composta da 3 sezioni che consentono di apprezzare punti di vista molto diversi. Ci sono le opere di artisti migranti, da El Greco a Chagall, opere iconiche della cultura serba come Seoba Srba, la rappresentazione di Paja Jovanović dei serbi in fuga di fronte all'avanzata degli ottomani, per arrivare fino a Safet Zec, il pittore bosniaco da anni in Italia, che a Novi Sad espone il grandioso polittico Barka dal ciclo Exodus. Matica Srpska guarda però anche alla storia recente della regione. Demarcazioni di Rena Radle e Vladan Jeremic ricorda la violenta dissoluzione della Jugoslavia con un filo spinato da elemento conduttore, mentre il muro didattico di Mladen Miljanović è una installazione sovversiva su come superare i confini, un manuale di sopravvivenza per i migranti mutuato dai manuali militari jugoslavi, perché quella contro i migranti, dice Miljanović, è una guerra. Tra Piazza della Libertà e la sede del Parlamento regionale della Vojvodina, modello di modernismo, opera di Dragiša Brašovan, c'è la sede dell'Associazione degli Artisti della Vojvodina. Goran Despotovski ricorda quando tutti i ponti sul Danubio erano stati distrutti e la sede dell'Accademia, di cui era studente, si trovava sulla riva destra. Koristili smo ove
Usavamo ponti di barche o chiatte. Per me era l'unico modo di raggiungere l'Accademia, dall'altra parte del Danubio, dove si svolgevano tutte le lezioni. La guerra in Ucraina, ci dice Despotovsky, rende ancora più forte il tema che abbiamo scelto per Novi Sad, capitale della cultura, il dialogo. Ed è questo il messaggio che possiamo mandare all'Europa oggi in guerra, anche sulla base dell'esperienza della nostra storia recente. Da Novi Sad il messaggio che ci sentiamo di mandare è che ci sarà un futuro da costruire anche attraverso il dialogo artistico e culturale, un dialogo fondamentale perché sono gli artisti quelli che possono custodire l'umanità delle persone anche durante tragedie come quella che purtroppo stiamo osservando di nuovo in Europa.